L'assessore regionale agli enti locali, Marco Zambuto, interviene nel merito della vicenda legata al finanziamento dei 10 milioni di euro da parte della regione allaica di Agrigento per l'avvio dell'attività di gestione. Il governo e la regione e il Parlamento si sono impegnati in favore del territorio agrigentino per la continuità dell'erogazione del servizio idrico integrato. Noi siamo intervenuti e ci siamo presi l'impegno di salvaguardare il servizio idrico agrigentino. Abbiamo dato una copertura finanziaria di 10 milioni di euro, ci sarebbe un problema su 5 milioni di euro. Rispetto ai quali comunque c'è l'impegno politico del governo e devo dire anche del Parlamento, perché il Parlamento l'ha approvata questa norma, a trovare eventualmente altre somme, per cui io ritengo che con l'impegno politico messo da parte del governo e del Parlamento rispetto a questa vicenda riusciremo a garantire il servizio idrico alla provincia di Agrigento. Anche in queste settimane abbiamo lavorato a fianco dei sindaci per aiutarli a portare avanti una gestione nuova e sicuramente non facile del servizio idrico nella nostra provincia. Sono stati pagati gli stipendi di agosto? Parte una nuova società con tutte le difficoltà che questa ha, di ordine amministrativo, di ordine burocratico. Noi stiamo cercando di fornire tutto il supporto possibile per, ripeto, consentire l'erogazione del servizio idrico nella nostra provincia. Il personale può stare tranquillo? Può stare tranquillo nel senso che c'è l'impegno nostro a fare partire la società, quindi garantire che questa società parta, e chiaramente una società che parta, che deve fare il servizio, ha bisogno poi di un personale adeguato, attrezzato per riuscire. È la prima in Sicilia, per cui sarebbe anche importante, insomma, come punto di riferimento. E infatti ci troviamo di fronte a una società che gestisce, c'è una società a totale capitale pubblico che gestisce un servizio pubblico. Proprio per questo ha bisogno del supporto di tutte le istituzioni pubbliche.